Tragedia sfiorata in mattinata sulle montagne di Montereale Valcellina. Un escursionista pordenonese di 44 anni è scivolato per circa 50 metri su un pendio ghiacciato, mentre percorreva il sentiero 987 sotto la pala d'Altei, a quota 1250 metri. A lanciare l'allarme sono stati i suoi amici che hanno chiamato immediatamente il 112. La Sores ha attivato la stazione di Maniago del soccorso alpino e l'elisoccorso regionale, che però non ha potuto intervenire a causa della nebbia. Per questo motivo è stato fatto decollare l'elicottero Falco da Piave di Cadore. Una volta sul posto, i tecnici del soccorso si sono calati con un vericello di 20 metri, hanno raggiunto l'escursionista e lo hanno imbragato. Successivamente il 44enne è stato trasportato all'ospedale di Belluno, dove si trova ora ricoverato per un trauma, fortunatamente solo alla caviglia. I suoi amici invece sono stati accompagnati a valle dai vigili del fuoco con il supporto dei soccorritori della stazione di Maniago, in un intervento condotto in stretta collaborazione e sinergia con il soccorso alpino.